Parliamo del G7 perché chiudono i lavori in Cornovaglia proprio oggi. In primo piano il bilaterale tra il presidente Mario Draghi ed il presidente americano Joe Biden. Siamo d'accordo su molti temi, commenta il presidente del Consiglio italiano. Europeismo e atlantismo sono i due pilastri della politica estera italiana. Il servizio di Alfredo Cardone. Il feeling c'è, immutato e solido. Mario Draghi e Joe Biden si vedono nel tardo pomeriggio di ieri sulla baia di Carbis, a margine dei lavori del G7, un incontro di mezz'ora sui principali temi dell'attualità internazionale, a cominciare dalle sfide comuni che vedono impegnata l'Italia come presidente di turno del G20. Il bilaterale è andato molto bene, commenta il Premier, che ricorda i due pilastri della politica estera italiana sin dalla formazione del suo governo, europeismo e atlantismo, e sottolinea l'intesa con il presidente americano su molti temi: donne, giovani, difesa degli ultimi, diritti umani, diritti civili e sociali, la tutela dell'ambiente. Solo sfiorato il dossier Cina, uno dei capitoli centrali del summit in Cornovaglia, soprattutto per l'accelerazione impressa dall'amministrazione statunitense e sul quale il premier Draghi sarà chiamato a mediare come presidente del G20. Da Biden poi l'apprezzamento per gli sforzi compiuti dal governo italiano per combattere la pandemia e parole di stima per Draghi e per il ruolo che l'Italia sta svolgendo a favore della stabilizzazione della Libia. Oggi, nella giornata conclusiva del G7, il presidente del Consiglio coordinerà i lavori come lead speaker della sessione dedicata ai cambiamenti climatici. Domani sarà a Bruxelles per il vertice NATO. Il G7 oggi si concentra su ambiente e battaglia contro i cambiamenti climatici.